Credo che sarà necessario per arrivare a compimento di alcune infrastrutture fondamentali per questa competizione di commissariare, di avere 2 o 3 commissari per alcune opere fondamentali, perché se no non riusciremo ad averle in tempo. Il 2026 sembra lontano, ma è dietro l'angolo per un'infrastruttura. Un messaggio chiaro, quello lanciato dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel corso del forum della piccola industria a Mogliano. L'Italia non deve trovarsi impreparata ad un appuntamento, quello delle Olimpiadi 2026, che vedrà gli occhi del mondo puntati sui giochi invernali di Milano Cortina. Il nodo ora riguarda la realizzazione di alcune opere fondamentali, ma il tempo a disposizione è poco. Per questo il numero uno degli industriali chiede di commissariare questi interventi perché siano portati a termine in tempo utile. Parole in linea con quanto da tempo chiedono le categorie economiche bellunesi come Confindustria. Carlo Bonomi in Veneto non ha parlato solo di Olimpiadi, tanti temi affrontati dalle trivellazioni alle grandi emergenze che vive in questo momento il paese, caro bollette e costo del lavoro in primis, con la richiesta del presidente di Confindustria di tagliare il cuneo fiscale attualmente del 46%, un appello rilanciato dal presidente di Piccola Industria Baroni. Oggi le urgenze sono il caro bollette, liquidità alle imprese e il taglio del cuneo fiscale. Queste sono le due grandi priorità che oggi ci servono. Il cuneo fiscale serve perché dobbiamo mitigare ed evitare uno scontro sociale all'interno delle nostre fabbriche.